nasce come Paperino, sfortunato sempre pieno di guai, e c'è chi invece come Topolino, carino, intelligente, simpatico alla gente. C'è chi è come Paperon dei Paperoni, pieno di fantastigliardi di milioni, ma poi sta sveglio tutte le notti per paura che arrivi la banda Bassotti. Ma io mi sento come Will Coyote, che cade ma non molla mai, che fa progetti stramballati troppo complicati, e quel bip non lo prenderà mai. Ma siamo tutti come Will Coyote, che ci ficchiamo sempre nei guai. Ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma noi non ci arrenderemo mai. C'è chi vive come Eta Beta, sembra che stia con la testa su un altro pianeta e non si alza la mattina se non si spara un po' di naftalina. E c'è chi è come Pietro Gamba di Legno, sempre preso in qualche loschissimo disegno. C'è chi vorrebbe avere tutte le risposte, come nel manuale delle giovani marmotte. Io mi sento come Will Coyote, che fa progetti stramballati troppo complicati, quel bip non lo prenderà mai. Ma siamo tutti come Will Coyote, che ci ficchiamo sempre nei guai. Ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma noi non ci arrenderemo mai. Che fa progetti stramballati troppo complicati, quel bip non lo prenderà mai. Ma siamo tutti come Will Coyote, che ci ficchiamo sempre nei guai. Ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma noi non ci arrenderemo mai. Sì, siamo tutti come Will Coyote, che ci ficchiamo sempre nei guai. Ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma noi non ci arrenderemo mai.